del cambio palco. Noi siamo quelli del cambio Abbiamo palco. costruito una carriera sui cambi Quante ne palco. abbiamo fatte, Per dopo un fortuna po'. che ci sono i cambi palco, perché in quell'interstizio Noi, diciamo, ci esprimiamo, creavamo e ci esprimiamo, creiamo ma delle no, cose ricordiamolo anche perché è bello farlo. Abbiamo diciamo, avuto modo di fare molte di questo genere di cose, per esempio Duel, tu eri diventato il co-conduttore di questa sfida di sonorizzazioni che Diciamo, facevamo già Duel, io lo metto quando vado a chiedere un lavoro nuovo, metto subito io ho co-condotto il Duel, questo mi apre è delle chiaro, porte mi proprio apre verso delle la porte. dirigenza. No, mi fa molto piacere che apra soltanto a te poi. Allora, Uno dei due doveva uno dei vincere. due doveva vincere. Senti, allora, però siamo qui per presentare questo tuo nuovo romanzo che tu hai già un po', come dire, però hai già anche un po' fatto una sorta di, sì, è un romanzo, però in realtà sono tanti racconti. Sì, è fondamentalmente un romanzo che, insomma, spero, credo, che mi permetta di raccontare un amore comunque per la letteratura, quindi in realtà ci sono anche degli esperimenti, ci sono delle citazioni, è un romanzo estremamente citazionista, è un romanzo dove nelle pieghe ci sono sempre dei riferimenti che sono quelli dei miei maestri di scrittura a cui mi sono ispirato, che ho letto, che ho amato, quindi c'è il Pavese sotterraneo, ci sono tanti scrittori, c'è il simbolismo francese della fine dell'Ottocento, c'è Paul Elark, che quindi diventa, come dire, una guida, c'è poi tutto un canovaccio della musica torinese che è E ci sono rappresentata. anche le tue esperienze, Ci diciamo. sono delle mie esperienze autobiografiche, c'è la fiction, c'è il romanzo storico propriamente detto, molto preciso rispetto ai riferimenti tautologici e di date, le citazioni che si fanno. C'è questa colonna sonora mutante che è rappresentata da un fil rouge che connette tra di loro i testi, per esempio, di un gruppo underground torinese come il Nero Orgasmo, che secondo me a un certo punto nella storia della musica non soltanto torinese ma mondiale ha rappresentato qualcosa di fondamentale, seminale. Io ho costruito un altro romanzo dove il Luca Abort è l'alter ego italiano di Kurt Cobain, dove io dico anche provocatoriamente hai voglia d'avercene, no? Nel senso che il vero nichilista era Luca Abort, non è stato Kurt Cobain per certi aspetti. Insomma, quindi voglio dire, c'è tanta carne al fuoco, talvolta anche fin troppa. È un libro che è simbolista fin dal suo involucro, no? Cioè, questa doppia mole in negativo, Rovesciata, una diciamo. diretta verso L'altro è l'altro. l'etereo, il cielo sublime, e l'altro invece verso i bassi fondi, quindi c'è questa combustione fra il sacro e il profano, è un romanzo noir, dove c'è un assassino seriale che praticamente miete vittime da tempo immemorabile fra i figli di Torino. Insomma, ci sono un po' di racconti che cercano di raccontare anche delle esperienze appunto di questa città, che è una città globale, è una città che è il contrasto di tutto, delle esasperazioni, delle contraddizioni, è la città industriale per eccellenza, avanguardia del capitalismo, ma è stata la città del biennio rosso e delle avanguardie operaie che hanno per la prima volta sovietizzato le fabbriche in Italia. È una città che è cambiata anche molto. È una città che si è diciamo. trasformata, e qui viene raccontata anche l'epica delle Olimpiadi invernali con i suoi martiri, con la storia per esempio di Sole Baleno, insomma con tante vicende che si intrecciano tra di loro. Parte dal 1922, dalla strage di Porta Susa del 18 dicembre, quando Mussolini invia le sue squadracce fasciste appena insediato alla guida del governo da Vittorio Emanuele. Mussolini manda nella porca Torino gli squadristi a dare una lezione agli operai e ai ferrovieri torinesi, infatti vengono uccisi in una settimana di mattanze dove le guardie regie erano ferme e gli squadristi di Brandimarti avevano campo libero, 22 ferrovieri, operai e sindacalisti che sono citati nella stele che noi troviamo a Porta Susa di fronte alla stazione. Da lì parte questo racconto che poi si disperde nei rivoli di uno dei più grandi ed efferati omicidi seriali, o meglio strage, che è stata perpetrata in Italia nell'epoca moderna. Si tratta della strage di Villarbasse, dove 10 contadini coloni furono massacrati da una bandaccia di siciliani borsaneristi che furono anche gli ultimi condannati a morte prima che la Costituzione abolisse la pena di morte, che quindi De Nicola rifiutò di firmare l'amnistia. Si commistiona con i flussi migratori contemporanei, con la storia dei meridionali che vennero a Torino negli anni 60 e 70 a, come dire, ingravidare il ventre della fabbrica. C'è la storia della Stella Rossa, la fabbrica diciamo così lager, dove venivano in Corso Umbria come dire, ghettizzati gli operai di Mirafiori che rompevano i coglioni. Insomma, ci sono tante storie. C'è il cinema statuto come
simulacro e storia di un eccidio contemporaneo che noi abbiamo vissuto, che ha segnato, che diciamo, ha segnato la storia di questo nostra... paese, simbolicamente la strage più grande in un cinema italiano nella capitale del cinema, che è Torino. Insomma, ci sono tutti questi rimandi abbastanza anche esoterici talvolta, perché Torino si può raccontare, secondo me, in migliaia di modi, e questa è una delle trame che io ho trovato per raccontarlo. Ecco, e tra l'altro tra gli titoli che ho visto ce n'è uno che mi torna un po' familiare, perché credo di averlo sentito, o forse non è lo stesso racconto, che è uno Me ne vado da Torino, dove, sì. Vabbè, quello magari lo volevo destinare per la chiusura, nel senso che quello lì in realtà è un racconto che lei ben sa che è andato anche in onda anni fa in un'altra edizione del Salotto di Mao, che si teneva in un locale in fronte, in riva ai Murazzi, e lì naturalmente, come dire, parafrasando il buon Remo Remotti, io ho riscritto a uso e consumo sabaudo quella invettiva che in realtà era una lettera d'amore di Remo Remotti nei confronti della Roma matrigna, della mamma Roma Pasolignana. Tenerla sempre in tasca. Esattamente, invece io questo Me ne vado da Torino è lo stesso atto d'amore e odio nei confronti di una città che ti accoglie, ti mastica, ti sputa fuori e poi talvolta ti riaccoglie. Allora, dottor Mugo, quindi diciamo tutto questo, lei, che quello che ci ha accennato è presente qui in questo libro, appunto, che è fresco di stampa, diciamo, freschissimo di stampa, lo potete trovare in tutte le librerie del Regno. Tra l'altro è un periodo felice per lei, perché è entrato anche in classifica con un album. Non mi prendo meriti altrui, diciamo. È bello sapere che sei nei 51 primi album rock italiani di tutti i tempi, insomma. È una bella soddisfazione. Una bella soddisfazione, quindi lo facciamo. Allora, se lei a questo punto è d'accordo, dottor Mugo, noi, siccome poi avremo un altro momento con lei, cercheremo magari anche di leggere, io cercherò magari anche di farle eventualmente un appoggio, diciamo, musicale, come ai vecchi tempi, perché vedo che sono già pronti, sono quasi, diciamo, pronti. Siete pronti, no? Sul palco quasi, devono mettere ancora a posto 2 o 3 cose, ma si sa che quando poi c'è una cantante è tutta un'altra cosa, bisogna prendere altri ritmi, però direi che ci sono, perché vedo già, come dire, i maschietti della band, diciamo, tutti quanti in fila, quindi addirittura abbiamo ancora, diciamo, della Mao e Vangeli, insomma, qua c'è della satira politica, insomma, qua veramente entriamo nel mondo del paradosso. Tante cose. Allora, dottor Mugo, visto che comunque tra l'altro non è che lo abbiamo mai fatto noi, anzi l'abbiamo fatto anche su dei palchi fatto mai enormi, possiamo farci mancare questa sera il piacere anche di sentire dalla sua voce qualcosa di scritto da lei. Io cercherò magari di crearle un minimo, diciamo, di cornice nel frattempo, mentre i prossimi musicisti diciamo cambiano, ma tanto loro sono educati, fanno tutto, sono autosufficienti, autodidatti. Noi a questo punto entreremo un po' più nel vivo di questo Suono di Torino attraverso quale racconto? Ma insomma, in realtà innanzitutto una piccola premessa: il sottotitolo di questo libro, di questo romanzo, è appunto Racconti urbani con colonna sonora punk, ma non è una cosa messa lì a caso. In realtà questo romanzo, come poi quasi tutti i miei romanzi, hanno sempre una colonna sonora, una soundtrack, come dicono quelli bravi, e in questo caso, come ho detto, la maggior parte, il fil rouge è della connessione fra i testi nell'orgasmo. Questo racconto in particolare in realtà è introdotto da una canzone secondo me straordinaria dei Negazione, che si titolava Brucia di vita, e che è una canzone che secondo me, io la coverizzavo quando ero un giovane punk alle prime armi e cercavo di fare finta di essere un cantante, perché era una canzone in realtà che era una fotografia in bianco e nero bellissima, meravigliosa, partorita dal genio letterario di Zazzo, del nostro caro amico Marco Mathieu. Insomma, è veramente io ogni tanto, quando poi ripresento il libro in questi giorni e sovente compaiono in Negazione, il ricordo e il tributo a Marco, che in questo momento è lì, che sta lottando, è sempre vivo dentro di noi. E in realtà però qui non citerò i Negazioni, andrò un po' a raccontare, insomma, queste rapidamente. Quindi se lei mi vuole accompagnare con un blues metropolitano, maestro. Soluzione finale. Sembrava quasi che l'emblema olimpico impiantasse le sue radici nelle 5 piazze principali della città.
e che visto dall'alto sarebbe apparso come un'enorme coreografia multicolore. I 5 cerchi da sinistra verso destra, blu, nero, rosso in evidenza superiore, giallo e verde i 2 inferiori. Ricordava, doveva averlo letto da qualche parte, che i colori olimpici indicavano i 5 continenti. Il blu l'Europa, il giallo l'Asia, il nero l'Africa, il verde l'Oceania e il rosso l'America. Il rosso del sangue, una sua ossessione. Pensava che prima o poi il sangue si sarebbe espanso a dismisura, tracimando dalle piazze di Torino e imbrattando muri e strade, non ettolitri, bensì quintali, tonnellate cubiche di sangue umano, animale, soprannaturale. Sangue che sembrava più denso del liquido, più corposo e amorfo, e dava l'impressione che dentro avesse frattaglie e membra, condensa e grasso, cemento e frammenti di acciaio e alluminio e vetro e resina e plastica e ossa e denti e vertebre e frammenti di epidermide e filamenti muscolari ed ernie sovraesposte. Bulbi oculari tumefatti ed enfiati a loro volta di sangue nero che guardavano, rivoltati su se stessi, il lento e inesorabile soverchiante, putrefacente tsunami globulare. Sangue rosso ovunque, che scorreva entrando nei cortili e nei portoni, negli scantinati, nei box out e nei parcheggi multilivello degli ipermercati. Abissali pozzi artesiani inghiottivano le statue di bianco marmo, imbrattate di insolente rosso fino a decostruirle come alimenti in digestione, attaccati da succhi gastrici imbarazzanti. Travolgendo le macchine parcheggiate in doppia fila, spazzando via gli zelanti vigili urbani posti a guardia della zona a traffico limitato, e oscurando di scorie di emoglobina, piastrine e globuli bianchi e rossi le telecamere piazzate ovunque a monitorare, controllare, proteggere e violentare la privacy, la libertà di delinquere impunemente o semplicemente di infrangere le regole. Il sangue si sarebbe ingrossato innalzandosi come il cerchio che si chiude, generato dai 5 cerchi olimpici, ed emergendo come lo Spirito Santo il terzo giorno sopra la catacomba, e trasmutandosi come il miracolo del sangue congestionato di San Gennaro, gonfiando le arterie di questa città cadaverica, come quando il Po si era ribellato alla semina dei detriti industriali e cementigeni, sommergendola di fango e di merda. In realtà, ascoltando questo brano, uno dice: questo libro non si capisce niente. In effetti questo brano non ha nulla a che fare, se non allegoricamente, con il contenuto del sono romanzo. di parte, dottor Mongo, anche perché lei quando mi fa queste cose mi fa entrare così in un viaggio, diciamo, fuori dal tempo, anche, sì, e la ringrazio anche per questa linea d'ombra, diciamo, questa prosa, non prosa, vuol dire quando uno si mette a recitare, come si dice? Lei che è un dottore, questa aulico. Non mi viene il termine in questo so, momento. Istrionico. Bello, istrionico. Però del resto ci siamo emozionati. Qua siamo sulle verte. Noi abbiamo fatto anche tutto questo per facilitare, un po' più che Cozzalone, diciamo, per facilitare adesso i fischi che arriveranno, perché stiamo per aprire, diciamo, questi giovani, i canali alla prossima band. Adesso qualche fischietto ci sta.